Ed eccoci ritornati. Allora, obiettivo 1200 l'abbiamo detto e così sarà. Parto sempre col bianco, cioè non che abbia qualcosa in contro, però mi piacerebbe ogni tanto giocare altre cose. Ok, partita Italian. Ok, non mi fido mai a catturare quel pedoncino lì. Adesso potrei arroccare. Penso che potrei arroccare. Su pedone qui dici... Ah, non ci voglio complicazioni ragazzi, io me la arrocco. Chi si è visto si è visto. E arroccherà anche lui magari. Non è che questo sta copiando le mie mosse. Tu stai copiando le mie mosse. Questo credo sia un errore. Questo è un errore. Mi ha aperto la colonna E. Questo è un grave errore. È un gravissimo errore. Adesso sì che ti catturo. Perché non ho problema di inchiodature sul re, ma proprio neanche morto. Torre 1. Alfiere qui. Semplicemente arrocchi. Se arrocchi... gioco D4. Alfiere qui. Torre 1. Esattamente, proprio così. Anzi no, che torre 1? Alfiere qui e c'è sotto il cavallo. Quindi devi andare qui con l'alfiere e adesso pensiamo a sviluppare gli altri. Questo alfiere qui lo dovrò piazzare da qualche parte. L'ha fatta ragazzi. Questa è una cavolatina che ti è costata cara. Ti è costata cara, amico. Ti è costato un pezzo. Ti è costato un pezzo. Adesso potrei fare qualche figata di questo tipo. Non ancora, non è ancora il momento. Non è ancora il momento, ragazzi. Tac, puntando qui sopra e puntando qui. Questa è figa. Questa ammetto che è figa. Però su questa qui, tac, 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 non lo so. Forse mi converrebbe sviluppare gli altri pezzi. Converrebbe sviluppare gli altri pezzi. Che donna F3, ok, ci sta. Però... Vabbè, dai, donna F3, ho deciso. Per attaccare qui, non qui. Perché una volta che lui cattura qui, cioè... grazie per questo regalo. Questo è proprio un regalo. Mi spiace, è stato un regalone. Va bene ragazzi, è il momento di farci un'altra bella partitina. Sarò ancora col bianco? Questa è la domanda che tutti si fanno. Starò ancora col bianco? Fammi giocare col nero. E col nero gioco cavallo F6 in premura. Qualsiasi cosa tu mi faccia, io ti gioco cavallo F6. Sono pronto, sono pronto, sono pronto. Eccolo. Eccolo, sono pronto, sono pronto, sono pronto, sono pronto. E sono pronto anche con questa. Esatto. Adesso mi faccio un bel arrocco lungo, ma di quelli fatti bene. Tu dovrai giocare alfiere 2. Io ti giocherò questa. E poi sul tuo bel arrocco corto io mi faccio un bel arrocco lungo. E direi che fin qui siamo abbastanza onesti. Siamo abbastanza onesti. C4, tu mi vuoi togliere la donna e se la metto qui a casa? No, non mi piace. Non mi piace. Se la metto qui è un po' troppo passive. La devo mettere qui, anche se mi istruisce l'alfiere. Maledetto, maledetto. Te vuoi spingere, vuoi allargarti? Ah, ma te vuoi allargarti. Ho capito. Va bene. La teoria degli scacchi dice che le spinte sui lati vanno controbattute con delle spinte al centro. Dunque, spingeremo al centro. Tu allargati pure, non mi fai problemi, tanto hai questo buco qui che mi rende assolutamente tranquillissimo di fare ciò che voglio. Oddio, se spingi ancora... Beh, io spingo qui, chiudo tutto, non è un problema. Ok.
tac, 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 cavallo qui, catturo. Caro Alfieretto, vuoi fare un fioretto con me se gioco F5 subito? Troppo aggressiva. Anche perché c'ho questo punto qui da difendere. Maledetto, maledetto. Maledetto, maledetto. Va bene, dai, giochiamo F3. La solida e solita F3. Ovviamente su questa spingo senza neanche pensarci. Adesso mi giocherà H3. E al che potrei ritornare col mio alfieretto, ovviamente, all'azione. Se gioca D3 con l'idea... ha giocato B4. Ragazzi, si sta allargando troppo, eh? Con cosa te lo catturo? Io direi con la donna, che mi sembra più abile a svisciare via. E se te lo catturo col cavallo, ti minaccio anche qui. E questo cavallo, tra l'altro, poi può andare anche qui. Quindi mi sembra che il cavallo è assolutamente il pezzo migliore. C'è questa, ma io posso giocarti questa. E paura non ho. Male non fare, paura non avere. Però, ammetto che questa non è la migliore di tutte. Tac, tac, tac. Cazzarola, questa inchiodatura qui, sai, mi rompe le balle. Tac, tac, cambio, donna qui. Abbiamo risolto come togliere via il problema del cavallo. Vado donna qui, chiedo il cambio delle donne. Ok, tu mi fai questa, mi sembra assolutamente giusto. Giustissima come mossa, più che onesta oserei dire. Ok, e adesso però non posso più farti il giochino. Questo alfiere mi piace, mi serve e lo metterei proprio qui. Doppio attacco qui, posso spingere G5. Te vuoi cambiare a tutti i costi? Non posso permettertelo. Che palle che... Se gioco qui, c'è qui. Torre qui, donna qui. Non è, diciamo, delle situazioni più belle in assoluto. Cioè è in vantaggio, perché comunque ho 2 pedoni di vantaggio. Eccolo qui, va bene. Alla prossima ti gioco questa e c'è il cavallo che è praticamente andato. Presa al varco. Mi vuoi presare al varco? Ok Christian, ti conviene muovere anche in fretta se non vuoi perdere per il tempo. Se ti faccio la presa al varco ti aiuto tanto. Scacco di alfiere, re nell'angolino. Intanto scacco d'alfiere. Re nell'angolino, alfiere qui minacciando questo pedone. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Anzi, potrei giocare anche questa che mi piace tantissimo, onestamente. Tu puoi spingere qui e non mi fai niente. Questa mi piace tantissimo. Dico bene? Anche perché sulla presa al varco poi c'era questa. Invece così... Christian, occhio al tempo, non te lo ripeto un'altra volta. Il cavallo è fuori gioco, ragazzi. Cavallo fuori gioco. Dovrebbe giocare G3 per riattivare il cavallo. Va bene, mi va benissimo anche così. Donna adesso la mettiamo qui, che ha delle buone possibilità.
Va bene, forse avrei dovuto tenerla su case bianche perché c'ho già l'alfiere scuro. Donna su case bianche forse sarebbe stato meglio anche in vista di questo. Adesso lui dovrà cercare ogni modo per fare leva su sto giochino qui. Adesso raddoppio le torri e in teoria riesco ad entrare qui anche perché ho l'alfiere che può andare qui. Però se ora lui mette la torre qui, mi fa questo giochino qui, mi frega. Ah, hai capito? Hai capito che giochettino che mi ha trovato? Ah, devo mettere la donna qui. Devo mettere la donna qui. E questo è un bel giochetto, questo è un bel giochetto. Torre qui. Torre qui. Questo è un bel giochetto. Donna qui, attacca. Cazzarola. Questo è un bel giochetto. Questo è un bel giochetto. Eh sì. Bravo, bravo, ammetto che c'è stata partecipazione da parte tua. Ok, adesso metterei una torre qui, presumo. Ah, c'era questa. Ah, ma dillo prima che c'era questa. È stata molto carina. Molto, molto carina. Adesso c'è una comunicazione donna e torre. E adesso lui ha questo cavallo inchiodato. Per fortuna che c'era la difesa, ragazzi. Per fortuna questa torre non può essere attaccata anche se sospesa. Ok, ti cambio proprio che è un piacere. Ma proprio, sapete quei piaceri che poche volte nella vita uno riesce a... questo pedone è molto importante. Questo peon. Adesso se mi attacca questo pedone lo spingo. Va bene, raddoppio, premove di torre. C'ho solo 20 secondi. Calma, calma, ci vuole calma e sangue freddo in queste situazioni. Molta calma e molto sangue freddo. Ok. A parte che avevo detto che avrei spinto il pedone, non capisco perché non lo sto facendo. Ora lo faccio. Ora va fatta. Ora va fatta, ragazzi. È la mossa che andava fatta da tempo. È la mossa che andava fatta da tempo. Ci siamo, ragazzi. Ci stiamo avvicinando alla verità. Non so se questa mossa sia corretta, onestamente. Penso proprio di no. Penso proprio di no. Attenzione, attenzione. Attenzione, 10 secondi on the clock. 10 secondi on the clock. Mamma mia, che infarto. Prima o poi mi verrà un infarto, io lo so già. Cioè non posso giocare così, dai. Cioè ti viene un infarto, no? Ok, fammi spingere il pedone. Premove. Ok. Premove. Ok. Premove. Ah, che si promuove, ragazzi. Si promuove. Si promuove. Premove. Madonna. Ok, ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. Alla grande. Alla grande, alla grande, alla grande. Alla grande. Premove. È scappato. È scappato il re. È scappato il re. È scappato il re. È scappato. È scappato. È scappato. Per un secondo, mamma mia ragazzi, ma che partite da infarto! Ma si può giocare così? Cazzarola se giocano bene, cioè non c'è niente da dire, giocano bene. E poi uno dice, ah non riesco a salire, perché se la giocano strada Dio. Cioè qualche errorino quelli però, cazzarola, cioè sono comunque degli avversari veramente temibili. E qui a 1200 ci arriviamo mai. Gambetto. Sono un gambettista, non è vero, non sono un gambettista, ma in questo caso mi piace, ok. Io ti vado di alfiere C4, lo stesso, perché vedo una bella diagonale molto interessante, soprattutto adesso. Ok, adesso presumo che debba giocarti C3, perché su questa mi dà un po' fastidio. Se rocco corto, cavallo qui,
donna. Sai che potrei anche arroccare lungo, cioè arroccare corto, o semplicemente C3, buonanotte. Però mi piaceva l'idea di arroccare, ragazzi. Mi piaceva l'idea di arroccare tantissimo anche. Ok. Ok, adesso devo spingere solo D4 al momento prepuzio. So che questa vi è piaciuta, quindi continuerò a farla, a giocarla. Devo giocare D3, non è troppo easy come mossa. Se catturo non mi piace. Non mi piace, non mi piace. Non mi piace, non mi piace. Ah, vuoi arroccare lungo? Vuoi arroccare lungo? Ah, furbetto. Tac, 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 tac. Tu vuoi arroccare lungo. E questa è la verità. Motivo per cui ti gioco questa. Tu vuoi arroccare lungo, dillo. Ah, hai avuto paura anche solo per un istante. Allora, togliamo questo alfiere dalla sua perenne sospensione. Adesso potremmo anche progettare in realtà una roba di questo tipo. Ok, allora dobbiamo progettare un piano, Cristian, perché altrimenti non ce la capiamo più. Allora, questo cavallo è da sviluppare e siamo d'accordo. Però, questa andrà giocata quando questa... Se attacco di qui, visto che non c'è ancora in comunicazione le torri, mi farebbe tanto comodo. Sono in ritardissimo di sviluppo, ragazzi. Questa è una partita che neanche... Sono veramente in ritardo. Adesso, qui, tac, 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 abbiamo capito che non si può. Quindi dovrò fare questa prima. Se faccio questa, c'è questa, catturo qui, pressione qui, donna qui chiedendo il cambio delle donne, io ti conosco, a te ti conosco, ok. Ehm, tac, c'è questa. Che palle, che palle. Vabbè, ti potrei dare anche l'alfiere scuro, ma c'ho la donna che mi si va... Cioè, mi va via. Cioè, c'ho la donna che mi va nell'angolino. Te la devo dare. E mi fai questa per forza. Mi fai questa per forza. Ok. Comunque, insomma, se la gioca bene anche questo. Se la gioca bene anche questo. E ovviamente cattura. Az. 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 Giusto? Questo, come lo vedi? Io lo vedo bene. Io lo vedo bene questo. Io lo vedo molto bene su questa, ovviamente. Ovviamente ci prendiamo la qualità. Ovviamente ci prendiamo la qualità. Bisogna avere un po' di fortuna anche, negli scacchi, nel trovare le mosse giuste al momento giusto. Va bene. Ah, sacrifice. Sacrifice, interessante. O te lo catturo con la donna, che è ancora meglio. Te lo catturo con la donna, se anda a me. Se anda a me, tu metterai la torre, presumo, su colonna aperta, su colonna D. Su colonna D, ora tac, e poi ti incastro così. L'avevo detto che ti avrei incastrato. Ti avrei incastrato. Esatto, esattamente. Posso sviluppare il cavallo una buona volta? Non ancora, intanto ci prendiamo qui e ci prendiamo mi ha fatto questa, mi ha fatto questa, mi ha fatto questa, mi ha fatto questa, mi ha fatto questa. Is a problem. Ti do la qualità, amico mio, ti do la qualità. Te la ridò, perché è giusto così. Te la ridò, però poi vado a promozione. È giusto così, guarda, non ti catturo neanche sto pedone che non me ne frega niente. Attenzione alla diagonale aperta del mio re. Attenzione,
Devo ancora sviluppare il cavallo, ragazzi. Questa penso sia la partita più strana che abbia mai giocato in vita mia. Se gioco questa con l'idea di andare qui, credo sia buona. Ok, chiudo anche la diagonale al mio re. Oh sì, subito te le cambio, cioè non me lo dovevi dire più di una volta. Adesso, se spingo... Ok, Cristian, muoviti, stai perdendo per il tempo, sappilo che stai perdendo per il tempo. Ok, mi sembra assolutamente giusto. Sviluppiamo il cavallo, tac tac. Ok, tac. Mi sembra giusto anche questa mossa qui, cavallo qui, e adesso la prossima si promuove praticamente. Bravo Philip. Come al solito ho 2 secondi di tempo. Va bene. Ragazzi, sono partite veramente al filo del rasoio. Vai, 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 vai. E ora per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!